Buon pomeriggio, nuovo appuntamento di Anteprima Sports. La diretta sono andata in onda con la mascherina, scusatemi, la tolgo subito. Grazie per averci scelto, ancora un altro appuntamento con Anteprima Sport. Tanti argomenti di oggi, iniziamo dalla Serie B che, come avevamo già annunciato nella scorsa puntata, si ferma perché insomma per la regolarità del campionato. Parleremo di questo, di Serie A, anche di Serie C, perché insomma siamo agli sgoccioli e vediamo come vanno queste squadre di calcio calabresi. Vado a presentare gli ospiti di oggi. In studio con me questo pomeriggio un giornalista, anche un amico. Buon pomeriggio a Francesco Pirillo. Buon pomeriggio, grazie. Vedo invece in collegamento, già pronti, Alessandro Storino di Cosenza Channel. Buon pomeriggio Alessandro e ben ritrovato anche a te. Buon pomeriggio Anna, un saluto a tutti. E anche Silvio Zizza, direttore, come va? Bene, buon Tutto pomeriggio bene. a tutti. Tutto bene? Sì, ti sentiamo benissimo. Saluto tutti, in particolare te Francesco. Ciao, Grazie, Silvio. grazie Silvio. Ciao. Allora, Silvio, hai visto la scorsa settimana abbiamo assistito un po' a uno show di Mister Gagliardi, ne parleremo tra pochissimo. Iniziamo proprio con l'argomento principe di oggi, che è questa Serie B che si ferma, Francesco, perché insomma, giustamente l'avevamo annunciato, erano dei rumors di venerdì scorso, poi domenica c'è stata questa assemblea di Lega e per una questione di regolarità del campionato, allora si è proceduto così. Il Pescara cercherà di recuperare insomma, questa sfida, deve recuperare la sfida che non ha giocato nell'ultimo turno e poi via via si andrà da qui fino a metà di maggio, una serie di partite una dietro l'altra, insomma 4 turni alla fine per le squadre che fino a qui hanno giocato regolarmente, per il Pescara ce ne sarà una in più e poi si tireranno le somme di questo campionato di Serie B. Sì, c'è una sosta, una Forzata, sosta forzata. Una sosta forzata che, visto l'andamento generale, potrebbe far bene al Cosenza, che un attimino stacca la spina e in queste 2 settimane cercherà di ritrovare quella quadratura che probabilmente non ha mai avuto nell'arco di questa stagione. È ovvio che, lo abbiamo sempre detto, poi anche quando sono venuto qua da te altre volte, che stiamo parlando di un campionato atipico, di un campionato condizionato tanto dal virus, dalla pandemia, che comunque ci sta condizionando la vita ormai da oltre un anno. È ovvio che è andata anche troppo bene, secondo me, per quelli che erano che sono i numeri dei contagi, e alla fine c'è stata una certa linearità da parte di tutti i campionati, magari fatta eccezione per qualche giornata saltata, però in linea di massima siamo agli sgoccioli per tutti i campionati e quindi pure una certa regolarità per quanto riguarda le partite giocate. È ovvio però che il tutto è avvenuto un po' a scapito dello spettacolo, perché sai, poi quando una squadra si trova senza 2 o 3 elementi e comunque è costretta a giocarsi una partita importante senza poter contare sull'apporto di quei calciatori che magari ti fanno fare il salto di qualità, non è facile. E qui poi è il condizionamento da parte di questo virus. E quindi insomma parlando proprio della classifica che ci ha mostrato prima il nostro regista Luca Chito, è una classifica abbastanza veritiera perché, come diceva Francesco, il campionato fin qui si è giocato in maniera regolare e quindi insomma la classifica è abbastanza veritiera. Vediamo questo Empoli che possiamo dire che è ormai proiettato verso la Serie A. Bisogna capire quale sarà la squadra che immediatamente salirà, poi ci saranno i playoff. Anche giù se rimane così la classifica, ai noi il Cosenza è retrocesso perché per lo scarto proprio con l'Ascoli. Alessandro, è un campionato, lo dicevamo, regolare, però che quest'anno si fatica soprattutto verso le basse posizioni di classifica, è una bagarre. Sì, sicuramente come hai detto tu, insomma, il Cosenza si sta provando a giocare queste chance di salvezza, sperando che intanto come primo obiettivo quello di accorciare dai 5 punti attuali che ci sono con l'Ascoli per tornare in posizione playout. Poi sicuramente, insomma, quello che c'è da capire in queste 4 partite se la squadra di Occhiuzzi è riuscita a recuperare quella condizione
soprattutto mentale, importante, che nelle ultime giornate abbiamo visto soprattutto sgretolarsi alla prima difficoltà, perché insomma ce l'abbiamo tutti negli occhi la partita, sia prima a Venezia e poi la partita e poi la partita contro il Pisa, dove il Cosenza alla prima difficoltà, insomma, un buon primo tempo, una buona prima parte di gara, subito il gol, si è sgretolata mentalmente e poi ne ha subiti altri due. Senza dimenticare tutto quello che è successo in settimana con questo contatto che sarebbe stato quasi concretizzato e diventato realtà con mister Novellino, poi invece il dietrofront di Guaraci con il ritorno di Occhiuzzi. Io spero che mister Occhiuzzi sia riuscito a ricaricare soprattutto a livello mentale, come ti dicevo prima, le batterie della squadra per questo rush finale. Certo, intanto sono tantissimi messaggi che ci stanno arrivando. Silvio, lo chiedo proprio a te, volevo sapere, un nostro telespettatore ci scrive, volevo sapere dai tuoi ospiti quante possibilità ha il Cosenza di salvarsi. Ma guarda, io l'altra volta da Franco, mi pare, a Replay, ho, come dire, cercato mi sono studiato un po' di statistiche, perché comunque il calcio è fatto anche di numeri, è vero che è fatto di episodi, ma è fatto anche di numeri, e il Cosenza, mi pare, adesso non vorrei sbagliare, ma prima della partita di Pisa, comunque era in una situazione di 5 punti di distacco dai possibili play-out, cioè era terzultimo, addirittura penultimo. Dopodiché sappiamo tutti come è andata a finire. Ora il Cosenza invece ha 5 punti dalla possibile salvezza diretta, no? Quindi diciamo che in linea teorica dovrebbe essere più avvantaggiato rispetto all'anno scorso, no? Certamente sappiamo tutti che i conti non si fanno in questo modo, però, come dire, anche per una questione di autostima, di essere sempre sul pezzo, di crederci fino alla fine, se ci hai creduto quando avevi 5 punti di stacco che eri già retrocesso, non vedo perché non ci debba credere adesso il Cosenza. Certamente queste 3 sconfitte consecutive dopo l'Ascoli, praticamente in casa con la Cremonese, a Venezia e soprattutto a Pisa, dove io oggi sono andato a rivedermi la gara un po' per sommi capi. Ecco, mentre in altre gare avevo visto un Cosenza sempre non mollare mai, sempre battagliero, in questa partita a Pisa, dopo aver subito il gol, non ho visto quella reazione che avevo visto in altre gare. Questo un po' mi ha lasciato, anche perché il gol preso, bellissima azione adesso non mi sfugge il nome, però sull'errore di Tiritiello, di Cuker mi pare, che si è marcato prima mezza difesa, poi l'ha messo dentro, voglio dire, non si deve commettere purtroppo quell'errore, ma poi comunque la reazione c'è sempre stata in altre gare. A Pisa non c'è stata. Ecco, ora, come diceva prima Francesco, intanto capire perché non c'è stata quella reazione a Pisa, dopodiché hai tutto il tempo per cercare adesso di poter riorganizzarti, rinserrare le fila e farsi trovare prontissimi in casa, anche se non abbiamo il pubblico che ti spinge, però comunque sempre il terreno di gioco lo conosci meglio del Pescara, avere questo spareggio, perché è uno spareggio, dove tra l'altro stamattina il presidente o ieri il presidente del Pescara diceva che loro vincendo le 3 gare secondo lui, insomma, con Cosenza, Reggiano, non mi ricordo, e con Lentella, potrebbero salvarsi addirittura direttamente, quindi non capisco perché non ci possa pensare anche il Cosenza. Io la vedo ancora né più né meno come è stata fino adesso questo campionato, nonostante e ci sta il malumore dei tifosi, che della maggior parte dei tifosi che vedono il Cosenza, alcuni già retrocesso. Io dico che invece di stare calmi e giocarci, aspettare queste 4 partite dove il Cosenza potrebbe di nuovo tirarsi fuori dalle secche. Infatti, vediamo proprio qual è il calendario del Cosenza: Pescara, Empoli, Monza e Pordenone, 4 gare abbastanza difficili, perché insomma quella con il Pescara, ovviamente aspettando anche il risultato della sfida fra Virtus, Entella e Pescara, è uno scontro salvezza. Poi c'è l'Empoli, il Monza, che sono squadre che lottano ovviamente per salire nella massima serie, e poi c'è il Pordenone che fino a questo momento almeno è abbastanza tranquillo, nel senso che a 40 punti mancherebbero giusto un paio di punti
punti per la matematica salvezza. Io vi voglio leggere anche un messaggio che arriva da un tifoso che è di parere contrario rispetto a noi, nel senso che dice: sono un tifoso di vecchia data, ma come si fa a dire ancora da parte degli ospiti che si spera che ci si possa salvare? Se lo dite giusto per fare contenti i tifosi, allora ci può stare. Io dico che il Cosenza a fine campionato sarà distante da Ascoli di almeno 6 punti, allora dobbiamo essere realisti e noi tifosi ormai siamo alla frutta. Io sto vedendo giocare l'Ascoli e vi posso dire che queste ultime partite gioca come l'Empoli o quasi, perciò finiamola di dire cavolate, per favore devono andare via Occhiuzzi e Guarascio per una nuova società fatta da persone competenti, forza lupi. Questo è il parere di un nostro tifoso. Io voglio dire soltanto che la matematica ancora non ha condannato il Cosenza, 4 gare, quindi sono 12 punti, ancora tutto è lì, aperto, Francesco. Sì, allora è tutto aperto, nel senso che fino a quando poi i numeri ti danno l'opportunità di aggrapparti alla speranza, è ovvio che uno ci debba aggrappare. Poi, come ha detto Silvio, l'anno scorso si è raggiunta una salvezza con numeri totalmente, con posizioni di classifica molto più deficitarie, quindi perché non crederci quest'anno? Però dall'altra parte dico pure che alcuni passaggi indicati dal tifoso sono pure veri, nel senso che con il mercato di gennaio l'Ascoli è riuscito a trovare quei giocatori funzionali al progetto salvezza. Purtroppo bisogna dire che i numeri stanno dicendo che il Cosenza non è riuscito a fare. In più, in tutto questo aggiungo un altro fattore che secondo me è forse quello più destabilizzante da un certo punto di vista, cioè la settimana, i giorni che si sono vissuti dalla sconfitta di Pisa fino poi alla conferma di Occhiuzzi in panchina. Cioè io dico, se tu decidi, società, presidente, direttore, non so poi chi aveva preso la decisione, di esonerare Occhiuzzi e poi non lo fai, non mandi un messaggio chiaro anche alla squadra. È un pochettino anche come voler delegittimare il tecnico, nel senso voler dire ci siamo dovuti tenere questo perché forse non abbiamo trovato alternative, e non è una bella cosa a 4 giornate dalla fine, quando ancora ti stai giocando la permanenza in Serie B. Ecco che da questo punto di vista probabilmente la società non ha, bisogno dire che col passare degli anni ancora non ha ben capito, non ha le idee chiare. Non ha le idee chiare e non ha capito soprattutto i tempi del calcio. Nel momento in cui uno decide, lo deve fare, punto e basta, a prescindere poi... Ma secondo te aveva senso cambiare il tecnico a 4 giornate dalla fine? Ovviamente accontentandosi anche di chi c'era libero sulla piazza, ecco. Avere senso o non avere senso non lo so, cioè non riesco a dire se ha senso o non ha senso abbiamo cambiare. La sfera di cristallo. No, nel senso che può darsi che arriva quella che tutti definiscono la scossa, no? Arriva l'allenatore nuovo e tutti i giocatori. Io dico un'altra cosa, che qua non è questione solo di allenatore, è questione anche che si è arrivati in questa fase della stagione con, non vorrei sbagliare, 5-6 giocatori sotto contratto, tutti gli altri sono scadenza di contratto e fine prestito. Cioè, è tutta la situazione che secondo me non è stata gestita nel migliore dei modi. E in più mi scrivono, insomma, c'è qualcuno che dice: condivido Trinchera per non aver preso un allenatore, a prescindere che Novellino, secondo questo nostro telespettatore, è alla frutta, e avremmo fatto ridere le persone competenti di calcio. Non tutti la pensano così, magari, come diceva Francesco, si sarebbe dato quello scossone che serviva, e come Alessandro è stato fatto anche a Reggio Calabria, nel senso che i numeri non... Però è stato fatto molto prima. Ecco, ma è stato fatto molto prima, è stato fatto prima che finisse anche il calciomercato sessione invernale, così da poter intervenire sul mercato e scegliere i giocatori più funzionali a mister Baroni. Quindi, insomma, Alessandro, c'è da fare anche i conti con magari una mancata programmazione, non lo so, come diceva Francesco, idee poco chiare forse da parte anche della società, perché ovviamente questo contatto, se c'è stato realmente il contatto con mister Novellino, ma mi pare che anche sulle pagine di Tutto B il mister ha parlato, insomma, che aspettava proprio di confermare le ultime cose, quindi insomma un po' di confusione c'è. Sì, assolutamente sì, insomma Pirillo io credo che abbia centrato il problema principale, insomma all'Ascoli è riuscito a prendere, anche per disponibilità economiche sicuramente differenti, dei calciatori funzionali
alla squadra, sicuramente che conoscono la categoria, uno su tutti Dionisi, che insomma sta facendo i gol che stanno decidendo tante partite per l'Ascoli, è una sicurezza per questa categoria. Al contrario, il Cosenza, come sempre, è andato su delle scommesse, su dei calciatori che erano sia fisicamente fermi da tempo, come può essere Bakogu, o su altri che magari non avevano giocato poco e niente la prima parte di stagione, come lo stesso Trot, che non è il Trot che noi abbiamo visto a Crotone, quello che si è visto da queste parti. Insomma, nel momento in cui l'abbiamo preso, ci si aspettava tutti quanti qualcosa di più da parte di questo calciatore, così come da tutti quelli che sono arrivati a gennaio. Purtroppo, come ti dicevo prima, il mercato del Cosenza per l'ennesima volta è stato fatto da delle scommesse. Finora le scommesse si erano rivelate vincenti. Prendiamo l'Asensio dell'anno scorso, o lo stesso Rivière, o lo stesso anche Casasola. Insomma, Casasola noi l'abbiamo preso l'anno scorso, che era comunque fermo quando è arrivato a Cosenza, però avevamo visto con la Salernitana l'anno prima ancora che calciatore era. Ma gli stessi due attaccanti, Rivière ed Asensio, sono state due scommesse, perché parliamoci chiaro, Asensio aveva sì e no giocato qualche partita in Serie B negli anni precedenti. Rivière, chi di noi lo conosceva, poteva anche rivelarsi un acquisto sbagliato. Quando non c'è programmazione si deve... Ti faccio finire subito. Io ti volevo chiedere, mi ricordo che qualche settimana addietro, qualche mese fa, avevamo parlato anche di questo impiego di Sueva, un giocatore che insomma era riuscito ad emergere, un giocatore che proviene dal vivaio del Cosenza. Forse è mancato questo impiego negli ultimi tempi del giocatore anche da parte di Occhiuzzi, secondo te? Ma vabbè, Sueva per quello che ha potuto dare, insomma, ha raccolto 15 presenze, se non è arrivato a 15 ne mancano un paio, insomma, poco ci manca. Ha fatto quello che ha potuto, ma non ci si poteva certamente affidare a lui che era il primo anno. Sicuramente più che di Sueva, forse è mancata quella freschezza e quella spensieratezza che magari l'anno scorso si è avuta di più a livello di squadra, perché proprio non c'era nulla da perdere. Quest'anno, nel momento anche in cui si è andato a giocare per il risultato in continuazione, insomma, che era poi l'obiettivo finale, quello della salvezza, è ovvio che si è badato di più a centrare il risultato, piuttosto che magari a giocare in quel modo sbarazzino, a contentarsi del pareggio quando magari si doveva provare a vincere. Non lo si è fatto, però è normale questo, perché quest'anno la situazione era del tutto diversa. E come dicevi tu, la Regina, è ovvio, la Regina anche, così come l'Ascoli, una disponibilità economica diversa, è un allenatore bravissimo, non perché non lo sia Roberto Chiuzzi, ci mancherebbe altro. Io lo sto difendendo a spada tratta e lo farò fino a quando siederà sulla panchina del Cosenza, ci mancherebbe altro. Però si è visto il cambio di passo con Baroni, la Regina, che è uno degli allenatori più preparati sicuramente della categoria. Adesso si giocherà i playoff nelle ultime giornate di campionato. Francesco, c'eri tu che volevi aggiungere? Volevo dire una cosa, Alessandro, io sulla disponibilità economica del Cosenza non sono d'accordo, nel senso che e forse con la Regina non vuoi fare il paragone sulla disponibilità economica, però vorrei ricordare che a gennaio il Cosenza ha ceduto Baez a 700.000 euro, cioè se tu volevi fare delle operazioni di mercato in entrata, cedendo Baez a quelle cifre, tu tranquillamente potevi andare a fare delle operazioni di mercato per rimborsare la squadra. Bisogna capire se questi soldi sono arrivati oppure se sono stati... Sì, ho capito, però il discorso è sempre lo stesso. Certo. Nel momento in cui tu devi salvaguardare... Io penso lo stesso con Bruccini, cioè tu hai mandato via un giocatore come Bruccini e quindi ti manca anche qualcuno in più lì. Quindi insomma non sono stati dati i cambi ai giocatori che sono andati via. Io sono dell'idea che tu quando la nave ti sta affondando, la prima cosa che devi fare è andare a tappare la falla. A costi quel che costi devi tappare la falla, altrimenti perdi la nave con tutto il carico. Qua purtroppo la falla continua ad allargarsi e non è stata messa nessun dato. Falla, ecco, quello è il problema di fondo. Silvio, volevo chiederti, vabbè, c'è un nostro telespettatore che dice stimo molto Zizza, sì, ma l'ha capito che siamo senza allenatore, che la squadra non lo vuole perché ha fatto giocare sempre gli stessi, non siamo scarsi, siamo semplicemente senza allenatore che doveva dimettersi, altro che Forza Lupi. Forza Pila, ha scritto questo nostro telespettatore. Posso dirti allora io ringrazio della stima al telespettatore, volevo, prima di entrare nel merito, ne parliamo meglio.
No, sia del Chiuzzi ma del Cosenza, delle altre squadre. Però a me, con Pirillo mi vede una lunga, come dire, militanza, lui è a Rende, mi pare, che è l'amico della Lamezia, quindi i numeri sappiamo cosa sono, no? Perché se poi i tifosi adesso vanno a vedere il calendario e dicono, vediamo dove gioca l'Ascoli, vediamo dove gioca la Infatti Reggiana. Silvio, Allora mi hanno io... chiesto proprio questo, il calendario Eh, dell'Ascoli mi hanno detto è più no, facile del aspetta. nostro. No, Dimmelo tu aspetta, che allora tu ce l'hai a portata di mano. No, no, io ti voglio dire un'altra cosa. Se questi tifosi giustamente vanno a vedere dove gioca, quindi dicono se quello pareggio perde, noi vinciamo, no? Allora io dico, perché non guardare che ce l'ho qua? Scusa che mi tolgo un attimo gli occhiali, me la No, abbasso, vai tranquillo. perché ce l'ho qua, la classifica alla 34esima giornata dell'anno scorso. Livorno, aspetta, che mi ha fatto uno scherzo. Questa è la Livorno, tecnologia, ecco, vai tranquillo. allora, aspetta un attimo, un secondo, il Livorno, aspetta, Livorno 21 punti, poi c'è il Cosenza a 34, quindi c'è il Trapani a 35, poi ci sono Juve Stabia e Pescara, c'erano a 38 e 41, e poi c'erano Perugia, Venezia, Ascoli, Cremonese fra 41 e 47, Entella, Pisa e addirittura Chievo Verona. Sappiamo quando andrà a finire, Juve Stabia è retrocesso il Trapani, è retrocesso il Livorno, si è salvato mi pare, è retrocesso il Perugia. Allora, io dico una cosa, no? Cioè, va bene che e mancavano 4 giornate come ne mancano adesso, no? Adesso sicuramente sto dalla parte dei tifosi quando dicono ma è mai possibile che noi ogni anno dobbiamo sempre stare lì col patema Col d'animo, fiato sul sempre no? collo. Col fiato sul collo, e mai che possiamo, non dico vincere il campionato, ma magari ecco come sta facendo il campionato la Regina. Dire Perché ogni qualcosa in volta? più, no? Bene, perché i miracoli, come sappiamo, non si ripetono sempre, quindi ci sta questo. Però adesso il bel gioco lo si deve lasciar perdere. Adesso bisogna vedere un Cosenza che fino a prima la partita del Pisa se l'è giocata sempre alla pari con tutti. E non mi ricordo chi diceva l'altra volta, ma lo stesso Taib mi pare che l'ho letto, il detto spiegare la regina, diceva che impressione l'ha fatto il Cosenza, ma a me mi ha fatto l'impressione quando l'abbiamo incontrata di una squadra che non molla mai, di una squadra che può andarsela a giocare con Monza, con Empoli, con chiunque, ed è sempre lì sul pezzo fino all'ultimo. I primi scriccolii, diciamo così, del Cosenza li ho visti a Pisa. Questo è un campanello d'allarme. Ora però bisogna capire come recuperano in questi giorni tutta la rosa. Per me hanno fatto bene Trinchiere e Guarascio a non fare eventualmente un altro errore, se prima ne hanno fatto, che era quello di mandare via Chiuzzi a 4 giornate alla fine. E poteva venire anche Lippi o Murigno, che tra l'altro è stato esonerato, o Infatti era Conte. libero. Infatti, o Conte che vince uno scudetto difendendosi, vabbè, ma questa è una cosa mia, juventina, diciamo così, e che praticamente non cava un ragno dal buco, perché mancano 4 partite. Quindi allora dico, diamo fiducia a questa squadra, a questa società. Sappiamo che c'è un presidente soltanto che caccia i soldini e che quindi non è facile. Forse magari poteva, io lo dico sempre, lo ripeto fino alla noia, forse poteva fare un sacrificio in più quando invece di dar via Dermacu, Tutino, Embalo e Palmiero e altri, insomma, no? Anche Baez, perché da una parte prendi i soldi, però come diceva Francesco, se prendi i soldi poi allora cerca di Silvio, comprare devo fermare un Sì. attimo, ricominciamo fra pochissimo perché tassativa la pubblicità, se no il nostro regista ci taglia. Quindi ti faccio ricominciare subito dopo la pubblicità. Seconda parte di Anteprima Sport. Silvio, ci eravamo lasciati con te, non ti volevo tagliare, ma purtroppo quando c'è la pubblicità dobbiamo tassativamente dare la linea alla regia. Finisci il tuo discorso che poi vi leggo un po' di messaggi che stanno arrivando. Sì, no, quindi in sostanza tu pensa poi come il calcio, cioè il Cosenza va a perdere nettamente a Pisa prendendo dei gol su azione, di solito l'aveva presa sempre su palle inattive, no? Quindi cioè, non c'è mai una logica esatta, quindi non sono d'accordo col telespettatore quando dice dove andare via Chiuzzi, Guarascio, sì, vabbè, vanno via tutti, mancano 4 giornate, cioè, bisogna stare calmi, lo so che è facile dalla scrivania parlare, eccetera, però
il momento è critico, quindi così come l'anno scorso si è avuti sangue freddo, anche adesso bisogna averlo. In ogni caso, attenzione, arriva un Pescara che nelle ultime 3 partite ha vinto in casa col Pisa, mi sono andato a segnare, ha pareggiato a Monza e ha pareggiato a Vicenza, mi pare, no, a Brescia. Brescia, sì, A Brescia. È vero che c'ha diversi positivi, vediamo quanti ne sono guariti. Ora giocherà con Lentella, vincendola la partita si porterà un punto e quindi sarà una bagarre, e questo è veramente un problema. Pescara che fa un 4-3-3, Grassadonia. Sì, stiamo avendo la classifica, quindi vedi, attenzione, c'è un Frosinone-Pisa, il Frosinone non è per nulla fuori perché è tutto da vedere ancora. L'Ascoli sicuramente è la squadra messo meglio perché viene da 4-5 partite, un attimo solo, da 4-5 partite che dopo la sconfitta di Cosenza ha battuto il Vicenza, ha battuto il Monza e è andato a vincere a Ferrara, quindi diciamo che è in autostima forte, diciamo così, in crescita. Però, ripeto, adesso la classifica fa paura. Perché fa paura? Per quello che hai detto anche tu sul fatto dei 5 punti, perché più di 4 punti retrocedono 4 squadre direttamente, ma ancora mancano 4 partite, io non penso che non ci saranno i play-out. Quindi bisogna concentrarsi sui play-out, ma non bisogna nemmeno abbandonare l'idea della salvezza diretta. E bisogna pensare, partita dopo partita, dico una banalità. Adesso c'è il Pescara, poi c'è l'Empoli, un Empoli che magari potrebbe essere già in Serie A, chi lo sa. Quindi io dico che il Cosenza, se vai a vedere, non ha l'organico del Cosenza così bistrattato da tutti. Io non sono d'accordo perché al Cosenza è pure mancato qualche episodio. Sicuramente se devo proprio andare a trovare un errore lo vedo nel trio difensivo, perché diciamo che il 70% dei numeri del Cosenza per quanto riguarda la difesa, numeri importanti, sono buona parte d'appannaggio di Falcone, che ha salvato adesso un po' meno, ma ha salvato tante buone partite. E poi comunque la VAR, lo voglio dire, è una cosa ormai imprescindibile nel campionato di Serie B per tutte le squadre, per maggiormente anche per il Cosenza, perché ci sono, facciamo un esempio veloce, poi ti lascio la parola, la Regina che si sta comportando bene, che ha un blackout avuto in una parte centrale del campionato e che è ritornata di nuovo in auge. Però la Regina contro la Reggiana, se è andata a vedere la gara, ha segnato 2 gol, ha avuto un'altra occasione perché la Reggiana ha menato le danze e c'è stato un gol bellissimo, annullato, che però c'è qualche dubbio. Questo per dire che cosa? Che con la VAR sia ad avere che a dare, insomma, ci sarebbe un campionato ancora più vero, e quindi si dovrebbero sbrigare a metterlo almeno in Serie A, c'è anche in Serie B, perché è diventata una cosa da cui non si può prescindere. C'è un nostro telespettatore che dice: cara Anna, in cuor mio sento che il nostro Cosenza rimarrà in Serie B o attraverso i play-out o per un eventuale ripescaggio per la riforma della Lega a 2 gironi, forza Lupi, crediamoci. Questo è Mario Scarlato. Poi c'è anche un altro telespettatore che dice: sono forse nella minoranza dei tifosi che reputa Occhiuzzi un mister capace, dovrebbe però coraggiosamente andare oltre i moduli e basare invece le sue scelte sui numeri che dopo 34 giornate sono inequivocabili. È paradossale, ma subiamo troppi tiri in porta pur costruendo poche occasioni da gol. È lampante pertanto che al di là della non eccelsa qualità media dei singoli manchi anche equilibrio in fase difensiva e fantasia sulla tre quarti. Non è arrivato finalmente, aggiungerei, il momento di giocare in maniera più semplice e concreta? Cosa pensate se schierasse contemporaneamente Balulì e Tremolada ancora più avanti e giocare solo con Iozzi? Parto da Francesco, poi a turno vi chiedo di dirmi la vostra opinione su questa domanda. Ma guarda, io parto sempre da un presupposto, che un allenatore non è autolesionista. Cioè, un allenatore quando fa delle scelte le fa perché è convinto delle scelte che fa ed è convinto soprattutto che con quelle scelte o con quegli uomini possa portare a casa il risultato. Se Occhiuzzi non ha fatto giocare determinati giocatori con una certa continuità è perché probabilmente ha capito che non tutti gli possono dare quello che lui chiede, perché in una situazione del genere, se tu sai di avere in panchina un giocatore che ti può spostare gli equilibri, a prescindere da tutto, a prescindere dai numeri, pur giocando 1-9-1, tu lo fai giocare. Però io penso che in questa squadra purtroppo manca un giocatore che faccia gol, perché poi alla fine al Cosenza oggi mancano i gol.
mancano i gol. È normale che poi quando tu vai a vedere tutte le partite, fatte eccezione per qualcuna che ovviamente nell'arco di una stagione poi un blackout lo puoi avere, ma se tutte le partite tu le vai a perdere di misura e non riesci a fare il gol che ti possa dare quel valore aggiunto per poi farti inanellare la striscia positiva, io a quel punto che vuoi fare? Cioè, i gol li doveva fare Mbakoku, li doveva fare Trotta, nessuno dei due purtroppo si è presentato all'appuntamento. Qualche gol lo sta facendo in questa seconda fase di stagione Cliozzi. È mancato Carretta rispetto alla passata stagione. Quindi poi alla fine i numeri quelli sono. Cioè, se tu non fai gol, partite non ne vinci. Alessandro invece... Giocando con qualunque tipo di modulo, poi alla fine. Alessandro, qualche settimana fa qualcuno diceva forse l'errore di Occhiuzzi è stato non puntare, non battere i pugni e dire tu mi mandi via Baez, allora mi devi prendere il giocatore che mi serve. Secondo te questo è l'errore? In più ti volevo chiedere, è un Cosenza che all'inizio, nella prima parte del campionato, mi pare che è stata una delle migliori difese, non solo in Italia ma anche a un certo punto si parlava in Europa. Che cosa è accaduto? Questi gol che avvengono anche su calci da fermo, possibile che non si può cercare in qualche modo di recuperare questi gap? I calci da fermo sono sicuramente uno dei problemi irrisolti di questa squadra, insomma è una cosa che comunque dovremmo osservare, insomma dovremmo essere anche noi presenti al campo, ma così come diceva Pirillo, gli allenamenti, ecco, hai ragione. ma insomma è chiaro, così come diceva Pirillo è normale, qualsiasi allenatore fa sempre la scelta che ritiene giusta al di là di quelle che possono essere le simpatie o le antipatie personali, perché è ovvio che ci si sta giocando tanto oltre che a livello di squadra ma anche a livello personale per quello che può essere anche il futuro di un allenatore che l'anno scorso ha fatto benissimo, ma che se poi noi andiamo a guardare i numeri sulle 38 partite è un giochino che vale poco, sicuramente vale poco, però insomma noi sulle 38 partite, sommando quello che ha fatto l'anno scorso e quello che ha fatto quest'anno, Roberto Chiuzzi sulle 38 partite ha racimolato 49 punti, che sarebbe una salvezza tranquilla nel campionato di Serie B. Non vale niente quello che ti sto dicendo, è ovvio, però se noi è normale che poi i periodi bui di un campionato, purtroppo quello del Cosenza è capitato adesso, che è nel momento clou della stagione, perché se noi fino alla partita con l'Ascoli, così come diceva anche Silvio, c'era un altro tipo di squadra. Noi abbiamo visto tante belle partite del Cosenza, soprattutto nella prima parte della stagione, anche a livello di gioco, però anche a livello di risultati il Cosenza è stato sempre attaccato, lo è anche adesso, ha chance immutate di salvezza, però ovviamente serve quel cambio di passo necessario, che poi al di là di quello che, come mi hai chiesto tu, la difesa sicuramente nella prima parte di stagione subiva meno gol. Adesso anche per colpa di questi calci piazzati non si riesce a trovare una soluzione al riguardo, però è tutto, insomma non sono solo i difensori secondo me, ma è tutto l'atteggiamento della squadra che sicuramente è più timoroso, è meno propositivo, ed è ovvio che se si gioca con un baricentro più basso poi le occasioni per gli avversari possono essere diverse, più pericolose e possono portare a subire diversi gol, così come sta accadendo. Poi se si va a sommare anche queste difficoltà soprattutto mentali che stiamo riscontrando nella squadra, ecco che il gioco è fatto, ecco che il risultato è quello che stiamo vedendo nelle ultime settimane purtroppo. Siamo alle solite domande patetiche, è finita cara Anna, sai perché non abbiamo squadra e basta per favore, penso che la prossima partita di calcio finita questa penitenza dove non vinceremo nemmeno con il Pescara e così il film finirà. Poi ringraziamo questo tifoso che dice grazie per leggere le domande, non penso che dall'altra parte, insomma, in altre trasmissioni ci sia scorrettezza, ma perché sono tantissime che ci arrivano e quindi molto spesso bisogna fare o per sì o per forza una cernita. L'Ascoli non ha perso a Cosenza 3-0, non ha perso a Cosenza 3 giornate fa, ricoverate quel tifoso che dice che l'Ascoli è come l'Empoli.
ma ci rendiamo conto con il calendario che abbiamo, dove li facciamo i punti? L'Ascoli ha un calendario più facile, scrive un altro telespettatore, poi c'è un altro che insomma, segue le orme di Silvio perché ha fatto il conteggio dei punti. Silvio, alla 34esima giornata eravamo l'anno scorso a 7 punti da Perugia, a 7 punti da Pescara, a 4 punti dalla Juve Stabia e a 1 punto dal Trapani. Il Cosenza aveva 34 punti, il tempo c'è per recuperare, ma serve la motivazione. Siamo a meno 1 punto dai play-out, non da una retrocessione, forza e coraggio, come sempre nella vita, e play-out per sperare il ripescaggio della perdente. Non so, io questi ripescaggi non so come funzioneranno l'anno prossimo, Francesco, non so se già si sa qualcosa o di questo girone che parlavano allargato, assolutamente no. Allora che ci dovrà essere una riforma dei campionati, quello è sicuro, anche in virtù di quello che è successo con la Superlega, perché poi va tutto a cascata, però che per l'anno prossimo già si parli di riforma dei campionati, in tutta sincerità non mi risulta. Poi scrivono, se si prendeva un allenatore di categoria navigato si doveva prendere a fine girone d'andata, come avevamo detto anche prima con Francesco, analizzando anche quello che ha fatto la Regina. Ciao Anna, io sono una grande tifosa del Cosenza Calcio, ma mi chiedo se Occhiuzzi ha le idee chiare, a chi schierare in campo, un'idea per giocare allo sbaraglio e retrocedere e andare direttamente in Serie C. Quali sono le intenzioni di Guarascio, Trinchero e Occhiuzzi? Perché sinceramente volevamo fare chiarezza su quello che vogliono fare, così siamo in pace. Se vogliamo retrocedere allora lo dicessero, se vogliamo stare in B allora togliessero gli attributi. Io penso che le intenzioni siano quelle di mantenere, come sempre detto il presidente Guarascio, non voglio adesso tirare le fila a lui assolutamente, ma penso che le intenzioni di tutti sono quelle di rimanere in Serie B. Poi ovviamente sono tante le problematiche quest'anno. Tremolada cercasse di segnare di più, si sbloccassero e si svegliassero, ha scritto un nostro telespettatore. Buon pomeriggio, sono Pasquale D'Acri, la verità è a Cosenza, non c'è società, questa è la verità. Saluti da Pasquale D'Acri, forza Cosenza sempre. Tantissimi messaggi, Silvio, molti pro, molti contro, Chiuzzi, Guarascio, insomma qualche errore quest'anno è innegabile, è stato commesso, però come dicevi tu ci sono 4 giornate, 12 punti, qualcosa ancora si può cercare di fare da qui alla fine, però come dicevo anche la scorsa settimana è inutile guardare la classifica, guardare la differenza punti fra questa e quell'altra squadra, l'importante al momento è fare punti come squadra, nel senso cercare di vincere se si vuole aspirare a qualcosa in più. Poi guarderemo gli avversari che cosa fanno, sei d'accordo? Sì, ma infatti penso che il mister farà sicuramente questo, cioè i calciatori non devono guardare un punto su, giù, l'anno scorso, siamo noi insomma che no, addetti ai lavori che andiamo a vedere un po' com'è la situazione. Certamente mi trovo d'accordo ancora una volta con Francesco, ma anche con, non mi sfugge il nome del giornalista da Alessandro, sì, Alessandro, come Del Piero, è un bel nome, quindi io non aggiungo nulla di nuovo sul fatto che al Cosenza manchi uno che la butti dentro, perché tu pensa un po', no? Guarda com'è strano la vita, il calcio. Tu pensi al Crotone con Simi che ha fatto 17 gol, che è quarto in classifica dietro Ronaldo, Lukaku e Muriel, no? Penso ad avere il Cosenza Simi, no? Che magari ho uno come Simi, no? Che vede la porta come pochi. Il problema è che gli Ozzi ha fatto qualcosa di buono comunque quest'anno, perché ad un inizio un po' così opaco, invece la seconda parte poi ha comunque fatto lui i gol che hanno tenuto a galla per il momento il Cosenza, anche se poi hanno segnato anche i vari centrocampisti e anche difensori, eccetera. Ora c'era quel tifoso che diceva anche, per esempio, di un attacco a 3. Io ho letto qualcosa stamattina dai tuoi colleghi, non mi ricordo di quale testata giornalistica, che potrebbe esserci un 4-3-3 col Pescara sabato prossimo. In quel caso potrebbe darsi anche che Tremolada giochi, secondo me lo può fare, giochi come terzo di destra davanti insieme agli Ozzi e insieme a Carretta, per dire, no? E l'importante è che è ben coperto dietro, perché comunque tu devi cercare di vincere, ma devi stare comunque attento. Quindi poi sono anche d'accordo sul fatto che Occhiuzzi comunque non snaturerà
snaturerà più di tanto il suo credo, perché comunque perché adesso deve cambiare le carte in tavola. Lui c'ha questa squadra, abbiamo visto anche a chi sostiene che alcuni giocatori sono stati impiegati meno rispetto ad altri, ma abbiamo anche visto che quando sono entrati non è che non hanno fatto peggio, ma non hanno fatto neanche meglio, quindi su per giù si sono alla pari, insomma, sono stati i vari elementi del Cosenza Calcio. Non c'è stato qualcuno che, anche perché giustamente chi mi ha preceduto ha detto, ma quale allenatore lascia un giocatore importante che ti può cambiare la partita in panchina? Occhiuzzi sa meglio di noi, minuto per minuto, che ce l'ha tutti i giorni, chi gli può dare il me. Poi sì, può anche sbagliare, per carità, però è così. Poi ci vuole anche un pizzico di fortuna. Mi viene in mente, non so quale partita, forse voi sicuramente di più, quando mandò in campo, forse con la Stabia, quando mandò l'anno scorso in campo Asensio a 5 minuti alla fine, al 95esimo, con una zampata diede il gol della vittoria, se non vado errato. Non mi ricordo se era Juve Stabia o qualcun altro. Quindi poi ci vuole anche un po' di fortuna. Non vorrei che tutta la fortuna che ha avuto l'anno scorso il Cosenza la paghi quest'anno, ma io penso che ancora c'è tutto il tempo per battere anche la fortuna, cioè nel senso che ci sono 4 partite e ancora lunga prima di sentenziare, come alcuni tifosi che tu hai letto dicono siamo già scesi, è già finita tutta, ma non è vero nulla, cioè tutto deve venire ancora, Anna. Io vado a leggere qualche altro messaggio perché ce ne stanno arrivando di continuo. Allora, io non so come fa i conti Guarascio come imprenditore, perché io non capisco perché a gennaio al mercato non ha preso giocatori per difendere la categoria, la Serie B, che dà come introiti i diritti televisivi, sponsor e il grande pubblico quando si potrà ovviamente ritornare allo stadio. Nulla di ciò in Lega Pro se il Cosenza scende di categoria, quindi era meglio spendere qualcosa in più al mercato per stare in Serie B. Lo scorso anno c'erano tra gli altri Rivière e Asensio che hanno fatto la differenza, quest'anno mancano gli interpreti. Guarascio ha tutelato il suo portafoglio, ma Occhiuzzi che esperienza ha, che gavetta ha fatto, ma per favore, però voglio dire, non per difendere Occhiuzzi, però anche Pirlo è stato messo lì alla Juventus, che esperienza aveva. Anna, ti posso dire una cosa, poi Sì, lascio la parola. sì, come No, no. ecco, l'unico, se proprio i tifosi vogliono che andiamo a cercare un errore, non so, lo metto lì sul piatto come argomento anche con Francesca e Alessandro e con te. Ecco, forse da una parte è vero che sicuramente Trinchera è bravo, perché l'ha dimostrato, ad andare a trovare giocatori o sconosciuti proprio, che poi invece vediamo tipo Riviere per esempio, no? Oppure che invece sono importanti, oppure giocatori in prestito bravi, perché non sempre le società di Serie A ti danno giocatori Come bravi, magari Falcone. certo ti danno anche scarti, no? Perché magari non ti chiami, che ne so, non sei vicino a Milano, allora l'Atalanta per mandare un giocatore al profondo sud, purtroppo è sempre così la storia, e ti manda un giocatore normale, un prestito normale. Però invece nel Cosenza hanno sempre dato il massimo a questi ragazzi in prestito. Però poi anche, e quindi questa è la cosa positiva, però poi è anche vero che a fine stagione Trinchera è costretto a rifare la squadra. Allora forse la programmazione sta nel fatto, quando parlavo di quei 3-4 che magari uno zoccolo duro tu lo debba tenere, parlo di Guarascio, magari con un qualche sacrificio in più, non voglio entrare nelle tasche del presidente, me ne guarderei bene, però con un sacrificio in più attorno a quei 4-5 giocatori importanti tu metti poi questi giocatori che vengono da altre squadre e allora tu sì che puoi organizzare una buona squadra da poter dire la sua anche per altre situazioni diverse della classifica. Ecco, questo. Infatti c'è un nostro telespettatore che, ritornando al discorso del Crotone, dice il Crotone riparte in Serie B ma con 18 giocatori di proprietà quando una società programma, ha scritto un nostro telespettatore. Ci sono tanti altri messaggi, ve li vado a leggere qualcun altro. Allora, vediamo subito, Occhiuzzi non molla mai il suo orologio, che esperienza ha, l'abbiamo letto prima, vediamo chi allenerà il prossimo anno, gli addetti ai lavori non
non diranno mai che il Cosenza gioca male e che scoperta tutti questi esperti guardassero le statistiche, tiri in porta e tiri subiti e poi fanno le analisi giuste. Il fraseggio non è sinonimo di bel gioco. Buonasera, due cose, basta fare paragoni con l'anno scorso, noi facciamo paragoni per fare i conti e capire un attimino se c'è la possibilità di salvarsi o meno. Il prossimo campionato al Marulla si coltiveranno le patate perché non ci andrà più nessuno, anziché le patate della Sila avremo le patate del Marulla. C'è scritto un nostro telespettatore, anche qualche battuta simpatica. Il difetto di noi meridionali è quello di non dire la verità delle cose a differenza di quelli del nord. Non sono d'accordo perché molti di noi sono schietti, quindi non è così. Diciamo che io l'avevo detto, noi siamo la peggiore squadra, purtroppo se qualcuno degli ospiti si vuole giocare una scommessa io mi gioco 200 euro e voi un caffè, la giochiamo Francesco visto che è tanto di guadagnato. Come stanno gli infortunati? Abbiamo possibilità di vedere qualche giocatore recuperato? Alessandro, tu hai notizie in merito? Sicuramente Bakogu no. Bakogu non dovrebbe aver finito la stagione, tra l'altro credo che si stia anche curando fuori Cosenza. Il resto è da valutare. Petrucci è un altro che dovrebbe essere out per tutto l'anno. Su Gerbo ci sono grossi dubbi al riguardo. E il resto, insomma, i calciatori li sappiamo. Beh, Bittante ovviamente con la rottura di legamento lo rivedremo calcare i campi, tornare in campo l'anno prossimo. Per il resto la squadra insomma ha ripreso l'allenamento dopo anche un giorno di pausa, vista la situazione che non era sicuramente l'ideale in questo momento, saltare anche un allenamento vista la situazione del Cosenza, ma invece non c'è stata la ripresa. Si sono schiarite le idee. Forse sì, anche perché insomma c'è stato anche un confronto abbastanza importante tra la squadra e l'allenatore. Abbiamo anche visto che sono intervenuti i tifosi, qualcuno è andato a parlare con la squadra prima dell'allenamento. Insomma, la situazione in questo momento è quella che è da ricostruire, soprattutto a livello mentale, la situazione del Cosenza. Per quanto riguarda poi quel tifoso che dice che la squadra del Cosenza è una delle più scarse, guardi, io forse a livello di organico il Cosenza lo reputo superiore, ma questa è sempre un'idea mia personale, soltanto all'Entella e alla Reggiana. Per il resto, insomma, noi siamo lì ancora a giocarcela, però il valore, secondo quello che è il mio punto di vista dei calciatori, soprattutto con gli acquisti di gennaio che non hanno dato quello che ci aspettavamo, è di una rosa che sta rispecchiando quella che è poi in realtà il suo valore. Ci dobbiamo fermare, c'è incombe la pubblicità, torniamo tra pochissimo a parlare di Cosenza e non so. Terza e ultima parte di Anteprima Sport, sono tantissimi messaggi. Con Francesco prima stavamo parlando anche di questo fatto qui, siccome c'era qualche nostro telespettatore che diceva il Crotone prende 18 milioni di scivolamento e ritornerà ancora in Serie A noi non ci risultano. No, non mi sembra siano 18 anche perché ha fatto un solo anno, dovrebbero essere intorno alla metà, intorno a 9-10 milioni di paracadute. Poi dipende molto dal mondo ingaggi che si portano, quindi c'è una quota fissa e una quota che viene poi ripartita in base al mondo ingaggi. Mentre in Serie la retrocessione dovrebbe essere intorno agli 800-900 mila euro. Quindi è molto meno di quanto... È normale anche perché poi in Serie C non ci sono gli stessi contributi Lega, oppure le televisioni, degli sponsor, eccetera, eccetera. I Vrenna sanno fare calcio e l'hanno dimostrato. Cara Anna, Pirlo è un presidente milionario e poi hai visto che fine ha fatto. Ovviamente, insomma, tante battute che ci arrivano, gliel'ho detta anche prima a Silvio quando eravamo fuori onda, non ve la vado a leggere perché, insomma, sono anche... Ho mandato la parodia. Sì, ho visto Silvio, dopo la seguirò subito dopo la trasmissione. Allora, c'è qualche altro messaggio? Come stanno gli infortunati lo abbiamo detto, in Serie B ci vogliono allenatori navigati, non allenatori che costano poco tipo Chiuzzi e poi ecco i risultati. Non sono assolutamente d'accordo perché insomma la gavetta anche, se non sbaglio anche l'allenatore del Napoli Gattuso. Il Cittadella che costa poco, sì. Nel rapporto qualità dell'organico e del posto in classifica c'è una
c'è una classifica fatta oggi dove l'ho letto, sul Corriere dello Sport, il Cittadella è fra le migliori e occupa il primo, il secondo e il terzo posto. C'è il Frosinone, per esempio, che è una grande delusione, anche il Pescara stesso, che verrà a giocare a Cosenza, e per l'organico che ha e per la posizione che occupa è una grande delusione. Quindi io dico, il Cosenza sta lì, come diceva Alessandro, ha un organico dal quale, se si trovava al posto della regina, dovevi fare tanti applausi a scena aperta a Trinchera, a Occhiuzzi e tutti. Si trova adesso in questa posizione, ma siamo lì sul pezzo, insomma, nel senso che l'organico purtroppo è questo, fatto di buoni giocatori, ma mancano quei 2 o 3 giocatori importanti che possono fare la differenza. E sappiamo tutti i motivi quali possono essere, economici oppure non lo so, poi ci sono altri motivi che magari non sappiamo, però questa è la squadra e questa ora è la squadra che si deve salvare, non bisogna pensare a tantissime altre situazioni e ha tutte le potenzialità e credenziali per poterlo fare, secondo me. Volevo dire a quel tifoso che ha detto che l'Ascoli non vince, a noi andiamo a vincere con Empoli e Monza, ma voi dove vivete? Dopo questo campionato Guarascio incasserà 2 milioni, abbiamo già detto che non è questa la cifra, quindi non credo che insomma, è una notizia sbagliata. Non capisco, ma se sei un tifoso fai una proposta anche strampalata, invece sempre proteste su proteste, ma con le proposte ci salviamo? Ma se qualcuno pensa che siamo già retrocessi, perché continua a seguire la squadra? Abbiamo possibilità di salvarci? Poche, tante, non lo so, ma ci sono, e che diamine. Io voglio rimanere in Serie B, il resto per me in questo momento non ha senso. Insomma, ce lo auguriamo tutti, sia noi addetti ai lavori, sia ovviamente l'ambiente, la città. Ovviamente la vetrina della Serie B è sicuramente una vetrina diversa rispetto alle categorie inferiori, però insomma, ovviamente bisogna poi in futuro, vediamo che cosa succederà e poi si tireranno le somme, si dirà chi ha sbagliato o chi no e poi vedremo cosa accadrà. Intanto io vi volevo chiedere anche della regina, perché insomma prima un qualcosa l'abbiamo detto, però questa regina che si trova veramente a un punto dai playoff, io devo dire che dopo un paio di risultati negativi, l'avevo detto che la regina sarebbe stata una sorpresa di questo campionato, che sarebbe arrivata ai playoff. Qualcuno anche nei messaggi mi ha detto ma dove vivi? E invece vedi Francesco, è a un punto dai playoff. Va dato atto, se ti ricordi, a Ennio Russo, eravamo insieme e disse la regina farà i playoff, era gennaio. È vero, salutiamolo Ennio, è vero. Quindi alla fine la regina ha dimostrato che si può tranquillamente rimettere in piedi una nave che magari fa acqua da qualche parte. È ovvio che devi andare a fare quegli acquisti mirati, devi andare, se reputi l'allenatore non idoneo a portare avanti il progetto, devi avere il coraggio e la lucidità, perché in un momento particolare è normale che poi dispiace sempre quando un allenatore viene mandato via, no? Poi specialmente a Reggio che è stato mandato via Toscano, però se in quel momento la squadra non era nella condizione di poter dare a Toscano quello che Toscano chiedeva, non si possono, il calcio purtroppo è sempre la stessa cosa, non si possono mandare via 28-29 giocatori, si manda via l'allenatore. Poi a gennaio hanno posto rimedio magari a delle lacune che la squadra aveva e che Mimmo ha pagato a caro prezzo, e Baroni sta riuscendo piano piano, è riuscito a tirarsi fuori dalla bassa classifica, adesso è a un punto dai playoff e secondo me con la qualità che hanno faranno i playoff. Alessandro, la situazione della regina, c'era qualche insomma, tesserato, risultato positivo, se non sbaglio, tra la dirigenza e non fra i calciatori? Io nel frattempo vado a leggere il comunicato, nel frattempo che tu mi parli di quello che pensi sulla regina, vado a leggervi il comunicato poi che riguarda gli ultimi tamponi che sono stati effettuati proprio oggi, eccolo qui, esito del terzo ciclo dei tamponi, andiamolo a leggere subito, facciamo tutto in diretta, eccolo. La regina comunica il terzo ciclo di tamponi molecolari a cui è stato sottoposto oggi l'intero gruppo, ha dato esito negativo per tutti i tesserati, quindi il quarto ciclo sarà effettuato nella giornata di sabato, quindi insomma forse era fra i dirigenti che era risultato qualcuno positivo al Covid. Allora sì, sulla regina dobbiamo tifare per loro, perché al di là della Cremonese che incontreranno nella prossima giornata, poi nel turno infrasettimanale ospitano l'Ascoli, quindi insomma per 2 motivi dobbiamo tifare per loro. Il primo che ovviamente è una squadra calabrese che se dovesse fare
i playoff sarà sicuramente una cosa che fa piacere a tutti quanti, e poi anche per dare una mano al Cosenza, che sicuramente in questo momento è una cosa importantissima se loro riusciranno a fermare l'Ascoli. La rosa adesso è di assoluto valore, ma se noi andiamo a guardare il mercato di gennaio che sono riusciti a fare, insomma, prendono Edera, che è un calciatore di Serie A, prendono Montalto, che è un attaccante importantissimo. Ne prendono altri, dove il portiere arriva dall'Udinese, Nicolas, che è un'altra sicurezza per la Serie B e sta facendo un bel campionato anche lui, con l'allenatore Baroni, che come ti dicevo prima io personalmente reputo uno dei più preparati della categoria. Ecco che anche per la Regina la classifica delle ultime giornate e questa rimonta non è per nulla sorprendente, anzi è una cosa che forse doveva anche accadere prima. Quello che sorprende è magari la brutta partenza di una squadra come la Regina, piuttosto che la posizione nella quale si trova adesso. Mi scrivono: Toscano è un bravissimo allenatore, l'ha dimostrato in tutti questi anni, ha fatto un sacco di promozioni, l'abbiamo sempre sostenuto. Mimmo, anzi, è un caro amico anche di Tenne, quindi lo salutiamo. Grazie per aver pronosticato i playoff della Regina, speriamo che da buon calabrese Righi Tanoche e il Cosenza anche si salvi. Salutiamo anche questo nostro telespettatore. Silvio, chiedo a te che cosa pensi della Regina, poi passiamo ovviamente a parlare anche di Serie A e Serie C per quel poco che abbiamo. Penso che è risalita, è stato un momento in cui addirittura forse era sotto il Cosenza, se non vado errato, e dopodiché è riuscita a inanellare con episodi anche un po' fortunatelli, diciamo così, però tanto merito ad una squadra, ad una società che, come diceva Alessandro, è andata a gennaio a prendere giocatori importanti, tra i quali Montalto non è un giocatore di Serie A, cioè Montalto è un giocatore che a Bari non giocava pochissimo e segnava anche poco, e invece è riuscito a Reggio Calabria non solo a giocare in pianta stabile, ma a fare anche gol, e che bei gol. Quindi complimenti a Taibbi, a chi per lui, a chi lo ha scelto, insomma. Poi vabbè, Edera, Nicolas, insomma, poi i due mediani, insomma, la Regina c'è una squadra che può, anzi mi collego a quello, mi aggiungo a Francesca Dennio Russo, che salutiamo, sul fatto che se la Regina va ai playoff, secondo me sarà una brutta gatta da pelare per tutte le altre, perché arriverà da dietro, quando tu ai playoff ci arrivi da dietro con l'entusiasmo e con sempre crescendo, sono quelle che ci stanno già nei playoff da tanto tempo, che subiscono un contraccolpo psicologico. Ne sono, anche se con un paragone diverso, io ne so qualcosa quando era la Vigor Lamezia, che noi per tutto il campionato eravamo primi in classifica, secondi, primi, sempre primi, poi a un certo punto perdiamo il campionato, andiamo secondi, e la squadra che arrivò da dietro, all'epoca mi pare che era il Vittoria di come si chiama? Di Porchia, Sì. di Porchia, che ci fece vedere, insomma, i Sorci Verdi. Infatti mi pare che fu ripescato poi all'epoca il Vittoria. C'erano dei ripescaggi particolari, ma questo per dire che è normale che la squadra che arriva da dietro arriva con tanto entusiasmo, quindi diventa la squadra da battere. È successo in parecchie situazioni. Andiamo in Serie A, non vi voglio far vedere la classifica, meglio ce la fa vedere il nostro regista mentre noi parliamo, perché insomma mancano anche qui 6 giornate alla fine del campionato. Si dice che insomma il Crotone sia retrocesso a 15 punti, ultimo in classifica. C'è questa sfida con il Parma, che è tutto il sapore di una sfida salvezza, però possiamo dire, Francesco, che nonostante la matematica ancora non ha condannato definitivamente il Crotone, però è veramente difficile che possa aspirare ad una salvezza. Sì, penso che ormai, diciamo, che siamo ai titoli di coda, nel senso che il campionato è andato come è andato, tant'è che probabilmente Crotone e Parma saranno le due squadre alle quali bisognerà capire poi chi si affiancherà come terza, perché poi dal Cagliari penso io, fino a 33 punti, sì, al Genoa ci sono tutte dentro. E anche la Fiorentina, anche la Fiorentina rischia, insomma. Torino mi sembra che c'è una partita da recuperare con la Lazio, sì, e quindi magari potrebbe fare qualche altro punto, però diciamo che il Crotone ormai è ai titoli di coda. Insomma, si dovrà vivere queste ultime 6 giornate di questa esperienza, magari trarre alcune indicazioni per la prossima stagione e cominciare magari a capire chi del Crotone dell'anno prossimo può essere la colonna portante, anche perché anche a Crotone penso che dopo qualche
anno, insomma, bisognerà anche un pochettino, tra virgolette, svecchiare, nel senso che ci sono giocatori che ormai ci sono da tanto tempo e magari anche un pochettino di aria nuova potrebbe... E ci sono giocatori come Simi, che diceva prima anche Silvio, potrebbero anche andare in Serie A e allestire, insomma... Sì, ma poi guarda che alla fine, se tu vai a fare... C'era Nzola, quello che gioca con lo Spezia, che l'anno scorso era a Trapani, ci stiamo parlando di Lega Pro. Quindi poi alla fine il salto di categoria, ci sono alcuni giocatori che riescono ad assorbirlo in maniera eccezionale, ottimale. Ci sono dei giocatori che magari ci si aspetta tanto e poi magari falliscono l'appuntamento. Per esempio Simi è uno di quei giocatori che secondo me la Serie A la può fare tranquillamente. Ad esempio questa però è una mia considerazione, Rivière forse è stato utilizzato poco, però diciamo che la Serie A insomma, forse fa fatica a reggere, a differenza magari di Messias che arriva dall'eccellenza e ha fatto un grandissimo campionato di Serie A. Alessandro, 6 gare, insomma 6 stop consecutivi per il Crotone, e abbiamo detto che insomma è diciamo, più in Serie B che in Serie A, però è un Crotone che nonostante il cambio tecnico, vedi, anche qui il cambio tecnico non ha giovato. Sì, con Cosmi si è vista all'inizio quella vittoria contro il Torino che li aveva fatti un po' sperare, poi però hanno perso 2 o 3 partite in malo modo facendosi recuperare, dalle quali non si sono più ripresi. Mi viene in mente quella con la Lazio, nella quale avevano recuperato e poi hanno preso il gol nel finale di Caicedo. Mi viene in mente soprattutto quella col Bologna, dove erano in vantaggio 2-0 e poi hanno subito nel secondo tempo la rimonta del Bologna e hanno perso la partita, senza dimenticare anche quella di Napoli, dove erano stati bravi addirittura a recuperare sul 2-2 e poi alla fine l'hanno persa. Insomma, queste sono sicuramente mazzate sul morale di una squadra che già di per sé era ultima in classifica, già di per sé aveva tantissimi problemi, poi succede anche queste partite che ti danno, diciamo così, la botta finale. Una considerazione sul Crotone la volevo fare su coloro i quali comunque prendono il Crotone come esempio da seguire per il Cosenza. Io più che altro non so se poi alla fine i tifosi del Crotone sono così contenti di vedere la loro squadra, sicuramente che disputare un campionato di Serie A, questo sì, però ogni anno farlo in questo modo, soffrendo maledettamente, quest'anno nemmeno giocandosela, insomma vorrebbero secondo me vedere un Crotone che se va in Serie A va per provare a rimanerci almeno 2 o 3 anni di fila. Poi ovviamente sarebbe comunque difficile, però quest'anno si vedeva fin dall'inizio che la squadra era almeno un gradino sotto le altre. Silvio, cosa pensi tu del Crotone velocemente, che poi andiamo a parlare anche un attimino di Serie C, perché insomma siamo davvero agli sgoccioli del campionato, anche lì ci sono tantissime sorprese. Ma velocemente penso che fa rabbia perché è vero che la squadra era un gradino sotto le altre, però è anche vero che, cioè io, sai, con questo fatto del Covid che un po' ci ha fermato a tutti, nel senso come pandemia parlo, e quindi noi operatori di calcio non andiamo in giro soprattutto a vedere i giovani, perché i tornei giovanili tutti chiusi e giocano solo Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, eccetera, ma prime squadre. E quindi siamo attaccati alle varie piattaforme per poter seguire i vari tornei, le varie partite, eccetera, eccetera. E nello stesso tempo mi piace allora, cosa che non facevo prima, andare a vedere un po' di statistiche. E allora, sapendo che ero invitato da te, io mi sono seguito le ultime 7 partite del Crotone, anche con i vari score, e quindi dopo la vittoria col Torino 4-2, il Crotone ha perso a Roma 3-2, all'ultimo. In casa col Bologna 3-2, all'ultimo. Dopo spesso essere stato in vantaggio. A Napoli clamoroso, no? Dal 2-0 al 2-2, 3-2, 3-3 e poi all'ultimo il 4-3. Con lo Spezia, secondo me, si è detta la parola fine, nel senso che tu non puoi andare 1-0 in vantaggio, ti riprendono la partita, vai 2-1 in vantaggio, sempre il solito Simi, e fino a un minuto dalla fine tu stai vincendo a Spezia, che ancora forse puoi accendere una fiammella di speranza, non solo la pareggi, la perdi pure. Cioè, allora qui io non lo so se doveva cambiare prima Cosmi, e quindi questo infatti ti volevo chiedere, magari forse cambiandolo prima Cosmi, perché il perché gioco... se ne è giocata alla pari sempre con tutte, capito? Sì. Non è stata la squadra che ogni partita l'ha persa 3-0, 4-0 senza giocare, no, è stata sempre addirittura anche in vantaggio spesso e volentieri. Cioè, come si dice. non ci scordiamo che la Juve ha pareggiato a Crotone,
Quindi è un peccato che vediamo questa classifica con un Crotone alla deriva quando invece poi vai a vedere i risultati e se l'è giocata con tutti, cioè veramente una fa rabbia. È un Però peccato, è un è un peccato. peccato, però adesso, come dicevano anche gli altri, bisogna soltanto prendere quello che di buono è stato fatto e pensare subito al campionato prossimo per ripartire, per cercare di nuovo di primeggiare. Il Crotone retrocede per una difesa patetica, ci scrive un nostro telespettatore. Invece io volevo parlare di Serie C perché in Serie C c'è questo Catanzaro che, Francesco, sta arrivando in terzo in classifica. Mancano 2 sfide alla fine del campionato. La Ternana ormai insomma, ha vinto il campionato, è già un gradino sopra, però il Catanzaro sta facendo benissimo anche nel recupero, è riuscito a portare via la vittoria. Un Catanzaro e una Vibonese, queste due squadre. La Vibonese che ha vinto con l'Avellino, quindi secondo me ha ipotecato un bel pezzo di salvezza, e questo Catanzaro che ovviamente si spera di giocare questi playoff e magari puntare a qualcosa in più. Sì, il Catanzaro probabilmente è il primo anno che parte un pochettino In sordina, senza grandissimi proclami, senza grandi aspettative dal punto di vista della vittoria diretta, perché poi comunque se andiamo a vedere ha un organico sì, comunque superiore. di categoria. L'ultimo arrivo è Vacuo, che è arrivato dal Trapani, con il Trapani poi fallito prima dell'inizio del campionato. Comunque è un giocatore che conosce bene la categoria, è vero che ha 38 anni, però è uno di quei giocatori che messo in campo negli ultimi 25 minuti, oppure uomo spogliatoio, oppure messo in campo dall'inizio, ti fa quei 50-60 minuti di qualità, quindi dal punto di vista dell'organico il Catanzaro ha un buon organico. Come dicevo prima, quest'anno forse non dovendo vivere con la tensione sempre del primo posto, di vincerle a tutti i costi, eccetera, eccetera, sta facendo un buon campionato, un ottimo campionato, e magari in queste ultime partite potrebbe anche arrivare secondo, e poi sappiamo bene che piazzarsi secondi nella griglia dei playoff ti dà tantissimo. Ti dà tantissimo, e potrebbe anche magari fare quello che ha La Vibonese ha dato, come dicevi tu, uno scossone grosso alla sua posizione di classifica con la vittoria con l'Avellino. Adesso dovrà essere brava a gestire queste ultime partite, magari con altri 2 esploasi tirerà fuori definitivamente. Giro veloce, Alessandro, cosa ne pensi tu di queste 2 squadre di Serie C? Allora, il Catanzaro secondo me può puntare al secondo posto. Io non so se la classifica che abbiamo mandato in onda sia quella esatta, perché sembra che di punti ne abbia 64 e non 61, avevo controllato. No, 64, prima. sì, forse c'era qualche... 64, sì. sì, Sì, perché non hanno considerato il recupero di questi ultimi giorni. Esatto. Sì. Considerando che in classifica incontrerà 2 squadre che alla fine non hanno nulla da chiedere, come Viterbese e Monopoli, facendo bottino pieno, insomma, considerando anche quello che farà l'Avellino, che comunque conserva 2 punti di vantaggio, potrebbe addirittura puntare al secondo posto. Sarebbe un risultato incredibile, ottimo, un piazzamento per i playoff, che poi li giocherebbe ovviamente da favorita. Da favorita. Per la Vibonese, assolutamente la vittoria con l'Avellino ha messo un punto esclamativo sulla Cosenza, e sono felicissimo per Roselli, che qui a Cosenza insomma ha lasciato un grande ricordo. Tra l'altro ieri è stato l'anniversario della Coppa Italia, lo volevo ricordare, quella vinta con il Como nel 2015, sono passati 6 anni da quella serata bellissima. Poi Roselli è una persona straordinaria con la quale ci siamo sentiti quando poi ha preso in mano la Vibonese, gli ha detto che facevo il tifo per lui. Colgo l'occasione per salutarlo e sono felicissimo che la barca sia quasi arrivata in porto. Speriamo di averlo, sto facendo una corte spietata alla detto stampa della Vibonese per averlo in diretta con noi, perché purtroppo insomma coincidono con gli allenamenti, gli orari della trasmissione, e quindi speriamo di averlo anche nelle prossime settimane. Alessandro, intanto ti ringrazio, grazie per essere stato con noi, come al solito puntuale, preciso, grazie mille, lo ricordiamo, Alessandro Astorino di Cosenza Channel. Grazie a te Anna, un saluto a tutti. Silvio, chiudo con te perché siamo proprio in chiusura. Sì. Velocissimamente 2 parole, proprio 2 contate su Catanzaro e Vibonese. Catanzaro ha fatto quello che doveva fare, cioè organico di qualità, non solo nei primi 11 ma anche per quelli che stanno in panchina. Ha aggiunto Vaco, ha messo tanti altri, portiere importante Di Gennaro.
Quindi ha tutte le carte in regole per poter primeggiare nella lotta playoff per cercare di andare in Serie B come seconda classificata. Diciamo che le avversarie potrebbero essere o Como o l'Alessandria nel girone A e Perugia o Padova nel girone B, ma io penso che il Catanzaro ha tutte le carte in regole per poter finalmente ritornare in Serie B. Certo, poi i playoff comunque sempre un terno all'otto. Per quanto riguarda il Vibonese con Roselli ha preso un'altra piega positiva, con l'Avellino sono d'accordo con chi me l'ho detto prima, ha quasi messo al sicuro la salvezza, manca qualche punto, domenica va a Bisceglie, sabato, domenica, poi c'ha la Turris in casa. Diciamo che soltanto la Paganese potrebbe insidiarla, ma la Paganese però deve vincere tutte e due le partite, mi pare che c'ha due partite difficili e la Vibonese dovrebbe perdere tutte e due, insomma mi sembra un po' una cosa irrealizzabile, lo speriamo tutti da calabresi che ciò non si verifica e che quindi la Vibonese possa poi ripartire ai nastri del prossimo campionato di partenza del prossimo campionato di Serie C. Grazie Silvio, grazie anche a te per essere stato con noi, ci ritroviamo sicuramente nelle prossime settimane. Chiederò anche a Francesco di tornare le prossime settimane perché non abbiamo potuto parlare del volleyball, goalball, ecco, che io con l'inglese non tanto, Francesco, quindi poi tornerai così ci racconterai, anche perché c'è l'altro appuntamento la finale di Coppa Italia a metà maggio, quindi allora avremo modo di parlare. Avremo modo di parlarne, io vi lascio come al solito alla copertina di Luca Lepiane e Luigi Rogano e vi do appuntamento a venerdì prossimo. Grazie a Luca Chito in regia. Metti un po' di musica leggera che la gente è pesante, anzi pesantissima.